sempre erano simboli parlanti. Questi appunto sono i coltelli utilizzati dai chioggiotti sia per pulire il pesce sia per dirimere delle discussioni che eventualmente nascevano sulla divisione, e queste sono le caratteristiche ponte, vedete. Praticamente questo è un coltellino che veniva usato per tagliare i fili delle reti mentre li facevano, e intagliavano anche i pennelli, il segnamento con queste puntine, e l'assalino, se lo dico per l'amico Alessandro che lavora il ferro, l'assalino per rifare il filo a queste. Questo qua per tenere fermi i bisati, che ancora adesso si usano, no? Per tenere per la coda. Poi naturalmente maniaco per maniaco, vedete, tutti i chiodi dal più piccolo al più grande, e le caece in legno, cioè i chiodi in legno che si usavano per le barche. Il chiodo in legno tiene di più del chiodo in ferro, si gonfia dentro il legno, è fatto di legno duro e aderisce perfettamente, quindi molti chiedevano al costruttore chiodi di ferro ma anche la caeccia, la caviglia in legno, in più chiodi zincati e chiodi a doppia punta per fare i timoni. Poi sono questi piccoli pannelli, vedete, che fanno vedere tutta l'attrezzatura di bordo. Questi sono i parabordi fatti di stuoia, le spiere che parleremo dopo, sesso e scoetto che non manca mai a bordo delle barche, il timone, lo scopino. Questo qua è curioso, vedete, questi sono i segnavento che venivano messi in cima ad albero. Il segnavento poi veniva sfilato ma rimaneva quest'asta di ferro. La vela, quando veniva abbattuta, si impigliava nell'asta di ferro tranciandosi, no? Allora quando toglievano il pennello infilavano uno scopino vecchio nella punta dell'albero, e lo vedete sulle foto a Linari, se vedete le vecchie foto di Venezia, vedete i Bragozzi, arriva con lo scopino in alto. Naturalmente andavano su a scimmia, ovviamente, perché non c'erano griselle, non c'era nessun tipo di sistema. Questo è il letto di bordo, la stiora, praticamente si avvoltolavano in questa stuoia fatta di cannuccia, vedete, e poi tutto il set di forcole a 1, 2 o 3 morsi, lo scandaglio. Praticamente lui ha descritto in miniatura tutto ciò che trovava a bordo della barca, tutti i nodi, si diceva prima i nodi e i paranchi, quindi tutte le manovre di bordo, i campioni di corda, vedete, per tirare le reti, i libani, le reste, i piombi e i sugheri che venivano chiamati cortegae. Lui descrive sempre le cortegae. E poi i campioni di cima, guardate che quante tipologie diverse, no? di cime, dallo spago più sottile fino a questa grande che è il mante, vedete, che veniva anche fasciato, vedete, per renderlo perfettamente cilindrico. Fra un trefolo e l'altro veniva inserito uno spago più sottile. Questo dà forse un po' l'idea della grandezza di una drizza per la vela. Se la drizza è questa, provate a immaginare quando era grande la vela di questa tartana, probabilmente. Sempre in maniera molto veloce, le arti da pesca, quindi le linguette per cucire le reti, per costruirle, più tutti i morelli che erano le misure della maglia, quindi importantissimo per la costruzione della rete. E poi c'è una serie infinita di, vedete, tutti questi campioncini di rete, ognuno destinato a un determinato pesce, e questa è quella del pesce novello di cui vi parlavo prima, vedete? È proprio una specie di garza molto rada, però talmente sottile da fermare i pesciolini piccoli. Poi va bene tutti i campioni di spago, modelli di rete o streghero, vedete, ha cercato di metterlo in posizione di pesca, e già all'epoca del Marella si discuteva ma questa pesca è dannosa, non è dannosa, e quindi c'erano i vari pareri che dicevano no, questo qua rovina il fondo del pesce, della laguna, altri dicevano di no. Certo che se vedesse come si pesca adesso con i ramponi, naturalmente con 1000 cavalli e più, il povero Marella si girerebbe nella tomba, ma già allora nell'Ottocento lui riporta varie volte nei manoscritti se quel tipo di pesca sarebbe dannoso o favorisce la riproduzione del pesce. Per non parlare, vedete, appunto, questi qua sono i ramponi che hanno questa slitta di ferro con tutta una serie di denti che addirittura vanno dentro il fondale, mentre prima lo streghero ci passava sopra. Per non parlare poi di simpaticissimi caparossolati, vedete, questo sta spiegando al finanziere, lanciandogli una cassetta di caparossi da 50 kg che non è d'accordo. Va bene,
scappa ogni tanto, so che Saverio trema ogni volta che parlo perché c'è sempre il rischio di divertirsi. Allora, un tipo di rete molto particolare, questo qua è il saltorello, vedete? Perché il cefalo ha l'abitudine di appena vede un ostacolo, un'ombra, salta. E quindi è impossibile da prendere, no? Perché tu gli metti una bella rete davanti, sto qua salta e passa dall'altra parte. Allora cosa che hanno fatto, vedete? Una rete molto particolare che parte dalla spiaggia, il pesce la tocca, la mettono a seconda della marea in senso orario o in senso antiorario, il pesce batte sulla rete, entra dentro, c'è questa si chiama corte, si sente in gabbia e salta, saltando lui cade in questa specie di spalto di rete e quindi viene catturato. Questa è una rete veramente molto geniale. I soliti visati che fa i furbi vengono presi qua dall'altro cogolo laterale, vedete. Questo qua ho cercato di riprodurlo perché era una specie di mucchio, no? di rete che non diceva niente, piano piano aprendolo con delicatezza. E poi è abbastanza grande, non so se vedete, è proprio una rete veramente molto bella, e questo è a tramaglio, cioè sono 3 reti messe assieme, per cui il cefalo proprio andava dentro, e il pescatore semplicemente faceva la ronda attorno a questo saltorello prendendo i pesci che via via vi cadevano imprigionati qua attorno. Capite tutta la complessità, no? Un'altra rete molto particolare era la seragia. Praticamente si chiudeva un'intera area della laguna approfittando dei periodi di bassa marea, quando tutta quest'area qua sarebbe andata in secca. Il sistema più semplice è prendere i pesci. Il pesce se rimane senza acqua, tu devi raccoglierlo via via. Non è così semplice. Io ho provato con l'aiuto del manoscritto e del nostro amico Google, vedete, di fare l'area di una seragia che aveva una circonferenza di 2088 metri, trasformandoli in dei piedi veleti. Quindi praticamente prendevano un'intera area della laguna con migliaia di pali piantati, facevano la guardia per evitare sempre le famose discussioni pacate di prima. Addirittura poi mi spiegava Crea e gli altri che erano gli ultimi pescatori di seragia che la Capitaneria di Porto facevano proprio dei sorteggi per evitare appunto che succedessero coltellate, e la sera prima mettevano un palo con uno straccio per segnare l'area della seragia, poi quando c'era l'alta marea chiudevano l'area, scendeva la marea e tutto il pesce rimaneva in secca. Loro prendevano il più pregiato, mi spiegavano che poi lasciavano alle altre famiglie, quelle più povere, di raccogliere i pesci di minor pregio che loro non raccoglievano, poi bisognava far velocemente, no? Perché altrimenti la marea rimontava un'altra volta.